Patrimonio naturalistico che unisce Slovenia e Italia. Il fiume Isonzo è anche una riserva essenziale di energia per il tratto che va dalle sue fonti fino a Salcano, un'area che vede nella centrale idroelettrica di Doblar, nel comune di Kanal ob Sochi, uno dei centri produttivi principali per la Sosche Elektrarne, l'azienda di Nova Gorica che controlla dighe e impianti lungo il tratto sloveno dell'Asta. Per questo al suo interno sorgerà un museo dedicato alla storia industriale e naturale di questo sito, entrato in funzione nel 1939. Nei giorni scorsi la direttrice del Zavod Govind 25, Mia Lorberg, e l'amministratore delegato della Seng, Mitya Gorian, hanno firmato un accordo proprio dentro la centrale, un punto importante per celebrare i circa 85 anni di attività che prevede di realizzare qui uno spazio espositivo in tempo per la capitale europea della cultura del prossimo anno. La realizzazione del museo, ha spiegato Gorian, prevede un primo intervento al piano terra dove ci saranno lavori di ristrutturazione per creare un passaggio circolare. Questo permetterà ai visitatori di avere un'esperienza in prima persona nel vedere come è stata realizzata la centrale idroelettrica e come è ben inserita nell'ambiente circostante, ha proseguito l'amministratore delegato. L'investimento sarà di oltre 200.000 euro, distribuito anche su altre postazioni dislocate lungo il fiume, ma la parte più consistente rimarrà su Doblar. Oltre agli interventi interni, infatti, si lavorerà anche sugli esterni per abbellire la struttura posta lungo la strada che porta a Tolmino e alla connessa diga di Pozzelo, alta 40 metri, collegata direttamente a Doblar. Questa, peraltro, è anche la più potente della Seng, tenendo conto che qui si trova anche la Doblar 2, centrale costruita nel 2002. Chiamata affettuosamente la sorellina piccola, in realtà come capacità è molto più grande dell'impianto originario. Abbiamo dimostrato di essere più che capaci nella gestione di eventi climatici estremi, ha aggiunto l'amministratore delegato, facendo riferimento sia alla siccità che non ha risparmiato queste zone negli ultimi anni, sia alla grande alluvione dell'anno scorso che ha colpito gran parte della Slovenia. Il progetto, rivelato Lorberg, verrà sviluppato in 2 fasi. All'inizio del 2025 sarà inaugurata la prima fase del museo, successivamente si cercherà di ampliare e rendere più accessibile il tutto. La spesa sarà quindi finanziata dallo stesso Zavod, in particolare per lo sviluppo e realizzazione dello spazio espositivo, ma la maggior parte dei fondi saranno poi spesi direttamente dalla holding. Per ogni euro investito, ha quindi specificato la numero 1 del Zavod, vogliamo raddoppiare il contributo finanziario sul medio e lungo termine, coinvolgendo in questo anche i privati.